Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Sarà proclamato domani il nuovo presidente della regione siciliana, Renato Schifani. La cerimonia è in programma alle ore 17:30 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo. Attualmente è un senatore di Forza Italia. Il 12 agosto 2022 viene scelto da Fratelli d'Italia dalla terna proposta da Berlusconi come candidato della coalizione di centrodestra per le elezioni regionali in Sicilia del 25 settembre. Tragedia in provincia di Palermo, precisamente a Valle d'Olmo, in cui un anziano è deceduto dopo essere stato investito da un treno. Il malcapitato, un 84enne originario di Valle Lunga, inevitabilmente è morto sul colpo dopo il devastante impatto con il convoglio ferroviario. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente che ha coinvolto il treno che collega Palermo e Caltanissetta. La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà 6 persone per 2 gravi episodi di violenza verificatosi lungo le strade del centro cittadino nei giorni scorsi. Il primo evento ha reso protagonisti 3 ragazzi vittime di un attacco con un fucile da soft air ad opera di 3 individui all'interno di un'auto. Una delle vittime ha riportato diverse ferite lacero-contuse al volto per un totale di 15 giorni di prognosi. Un programma di interventi di emergenza per la pulitura dei canali di scolo, un piano di evacuazione da mettere in campo in caso di allagamenti, programmazione certa e tempestiva della manutenzione ordinaria dell'area industriale di Catania. Queste le azioni urgenti che Confindustria Catania torna a chiedere all'amministrazione comunale etnea in una lettera inviata all'attenzione dei dirigenti competenti per l'area. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.